Questa è Rovigo. Rovigo è una città di 52.000 abitanti, quindi una città che supera i 30.000 abitanti, attorno a tutte bellissime comunità che però hanno meno di 30.000 abitanti. La prima città che supera i 30.000 abitanti è Padova, a nord di Rovigo, in linea d'aria saranno 40 km, adesso io non li ho guardati, insomma. Poi abbiamo Ferrara, verso est abbiamo il mare, non ci sono comunità che superano i 30.000 abitanti, verso Verona, non voglio fare un torto agli amici di Legnago, ma credo sia inferiore ai 30.000, sì, e poi abbiamo Verona. Quindi l'inquinamento, quale inquinamento? L'inquinamento c'è, bloccare auto e camioncini non risolve il problema né crea alle famiglie, padri e madri e a chi deve lavorare. Se non bastasse altro, l'autostrada, che non si può fermare, corre a poco più di un chilometro dal centro cittadino. Difende la posizione assunta il sindaco di Rovigo Massimo Bergamin. Gli incontri con le categorie economiche continuano e dopo Natale anche il capoluogo polesano adotterà un provvedimento, ma senza essere di peso ai cittadini, che il sindaco continuano a manifestare solidarietà e preoccupazione. Cercheremo di produrre l'atto migliore che dia risposte che vada nella direzione di un equilibrio dove nessuno possa lamentarsi, ecco.